nessuno ci aveva mai provato. No, no, infatti. Però siamo molto organizzati, per cui insomma sta andando bene. Nel senso che alla fine spini più tu che Zaia. Beh, ma ci sono delle zone intere del Veneto che lui non visita, noi invece le facciamo tutte. Ti conviene, perché insomma sì, io sono per la politica vicino alla gente, quindi devi cominciare. Appunto. Che i giovani non sono solo fino a 35 anni, ci sono dei giovani che hanno fatto il precariato e superano anche i 40 anni. Ecco. Purtroppo i campi sono oggi invece abbandonati, cioè non si è sostenuta nemmeno l'agricoltura di nicchia. Io voglio costruire un Veneto dove i bambini che non sono ancora nati, se potessero scegliere, sceglierebbero di vivere. Dai, ma te vedrai che ti cambi idea! In realtà noi siamo il primo baluardo per la difesa territoriale, per quanto riguarda fiumi, canali. Se si continuano con i tagli come questi ultimi anni, sicuramente non riusciremo a garantire nemmeno il servizio minimo. Visto che il governo Renzi ha destinato 9 miliardi per la difesa idrogeologica, beh, io credo che anche qui una pianificazione strategica di tutti i bacini di laminazione che doveva costruire questi 5 anni ne aveva fatto uno. Forse nel Veneto non abbiamo mai avuto come provincia quell'attenzione che è stata destinata ad altre province. E con i soldi che risparmio fare più ospedali di prossimità, che sono poliambulatori dove più medici si mettono insieme per offrire servizi. Dimesso dopo 2 giorni anziché 6, perché un posto letto costa e quindi ti dimettono subito. Quell'anziano dopo non trova nessun servizio se non la famiglia. Allora noi dobbiamo aumentare questo tipo di servizi di prossimità, cioè di vicinanza, di territorio, e lo facciamo diminuendo i carrozzoni. Te me che do 3 perle di saggezza che mi sono scritte. Grazie dell'attenzione. In riferimento alle loro testimonianze che non riescono più a gestire le situazioni, nel senso che loro sono preparati attraverso una didattica tradizionale, standard, che si ripete da tanto tempo. Però questa didattica non è conciliabile con la struttura sociale che sta nascendo e si sta sviluppando nei nostri tempi. Ascolterò tutti e negli ultimi 2 mesi formulerò le proposte per il Veneto.